Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli e, se sei tifoso del Napoli, preparati. Perché quello che sta succedendo dietro le quinte può cambiare completamente il destino del nostro club. Siamo tornati con un altro aggiornamento bollente. Di quelli che fanno battere il cuore e tengono gli occhi incollati allo schermo. Come sempre, il nostro impegno è portarti le notizie più recenti e rilevanti. Con la credibilità e la passione di chi vive il Napoli da vicino. Prima di immergerci in questo tema esplosivo, lascia un like al video e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Oggi, qualcosa di grandioso si sta preparando nei corridoi del Napoli. E le voci che circolano indicano che potrebbe essere un movimento storico per il futuro della squadra. Negli ultimi giorni di mercato, Moise Kean è stato molto vicino a diventare un giocatore del Napoli. L'attaccante della Fiorentina era visto come la soluzione immediata per l'attacco dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku, che ha costretto il club partenopeo a cercare un'alternativa di peso. Secondo quanto riportato da Il Mattino, tra L1 e il 15 luglio esisteva una clausola contrattuale che avrebbe permesso al Napoli di trattare l'acquisto di Kean per 52 milioni di euro. Tuttavia, dopo quel periodo, la clausola è scaduta e le porte si sono chiuse. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato categorico. Non c'era alcuna intenzione di cedere il suo bomber. Anche dopo il tentativo diretto di Aurelio De Laurentiis di sondare la situazione. La risposta è stata un no assoluto, senza margini di trattativa. Con il fallimento di questa pista, Giovanni Mann ha rapidamente cambiato obiettivo e accelerato le trattative per Rasmus Djlund, che alla fine è stato annunciato come il grande rinforzo per l'attacco di Antonio Conte. E adesso, tifoso del Napoli, vogliamo sapere: avresti voluto che il club insistesse di più per Moise Kean oppure credi che Djlund sia stata la scelta giusta per il futuro dell'attacco azzurro? Scrivilo qui sotto nei commenti e, se ti è piaciuto questo aggiornamento, sostieni il nostro lavoro lasciando un super thanks per continuare a portarti le notizie più calde sul nostro amato club.